Penser della mattina o della sera arrenta il sul carrera. Chi è sul carrera? Per i milanesi è quella statua di un uomo, anzi statua, è un alto rilievo, per essere precisi, collocato attualmente in corso Vittorio Emanuele II a Milano, al Civico 13, opera di epoca romana che reca sottostante la scritta "Carere debet omni vizio, qui in alterum dicere paratus est", cioè deve essere privo da ogni vizio chi si appresta a criticare un altro, deve essere esente da ogni difetto colui o colei che pensa o ha in mente o è pronto a dire qualcosa contro il prossimo. È una massima che dovremmo sempre tenere presente e che terrò presente perché appunto volevo tornare a fare delle riflessioni un po' sulla scorta di quella che era stata la serie dell'età della raison, cioè di cercare di usare la riflessione e il raziocinio su quello che accade, perché continuo a pensare che non si usi a sufficienza. E questa dicitura avrei potuto fare il video inquadrando la foto di questo sul carrera, di questa statua, ma ho preferito così fare dal vivo. Un'altra volta magari lo presenteremo perché è uno dei punti classici di Milano, per dire a quando risale, un po' di storia che peraltro si trova sui libri, su internet, per carità le notizie si trovano, ma è interessante perché appunto ci dà un consiglio molto bello, molto saggio, che vorrei tenere presente, perché ecco, io come tanti penso ci apprestiamo a criticare gli altri, abbiamo da dire tutti i giorni, mi tutti dico di alter, però vorrei tenere sempre in mente questo principio, che sarebbe irrealizzabile, perché come posso dire che io sono esente da ogni difetto, che non ho alcun vizio? Chi non ne ha, magari non proprio vizi nel senso di comportamenti negativi protratti nel tempo, che sono il contrario delle virtù, cioè invece delle abitudini buone, costantemente portate avanti. Ma chi può permettersi di criticare gli altri? Qui ci risuona anche l'evangelico consiglio che prima di togliere la pagliuzza dall'occhio dell'altro devi toglierti la trave dal tuo. Per cui ecco che se mi appresto a dire la mia, o mi appresterò a dire la mia su qualcosa, lo farò, a parte avere sempre il rispetto della persona, perché questo è una cosa fondamentale, ecco, sapendo che io certamente non sono esente da difetti, ci mancherebbe altro, tutti non lo siamo, però dicere in alterum qualcosa, cioè criticare qualcuno su qualcosa, ti viene alcune volte anche di fronte a delle cose che succedono, e quindi sempre con un preventivo atto di umiltà e di rispetto di questo consiglio, di questo anonimo romano di pietra, perché appunto l'homme de preia è il ciamane milanese, l'uomo di pietra, che dà questo consiglio che rimane scolpito nella nostra memoria, nella nostra mente, e si spera nel nostro agire quotidiano. Va bene, insomma, diseremo quei cos arenta sul carrera, cioè sempre tenercelo vicino, che ci ricorda questo principio fondamentale, e dopo diseremo quei cos che ne viene in mente. Bene, in quello è il 1 dicembre, le ultime mesi dell'anno, si prepara a Natale e a tutte le feste che intorno. Intanto vi auguri un buon mese a tutti. Ciao ciao a tutti, ciao!